Ed ora con le immagini siamo passati al Gran Premio Fiera di Larciano, ancora riservata alla categoria giovanissimi, organizzazione dell'Unione Ciclistica Larcianese del presidente Urbano Borgioli. Grande partecipazione anche in questa occasione, una bellissima giornata ha accolto i concorrenti a Larciano per questa gara riservata, come dicevo prima, alla categorie giovanissimi, maschili e femminili. Tra poco i concorrenti prenderanno il via per la prima gara della categoria G1. Molte le società provenienti anche da fuori regione, come la Fiumaretta, la Squadra Ligure e altre società e l'Unione Sportiva Luni, quindi decisamente gli organizzatori dell'Unione Ciclistica Larcianese devono essere soddisfatti per questa gara, e questo anche grazie ai tanti sponsor che hanno collaborato. Vedete immagini della Neri Sottoli IT che è sempre vicina all'Unione Ciclistica Larcianese in occasione delle manifestazioni organizzate da questa società, così come lo sono altri sponsor che poi avremo modo di ricordare durante la manifestazione. Categoria G1, abbiamo detto sia a livello maschile che femminile. I concorrenti dovranno percorrere per 3 volte un circuito di 800 metri per un totale di 2 km e 400 metri. Sono 17 in totale i concorrenti iscritti. Vediamo, la gara ha preso il via. Prima gara della giornata, a seguire poi le altre categorie e subito vediamo un atleta si è avvantaggiato. Avevamo parlato prima è un ragazzino della Borgo Nuovo Miglior. Ora vediamo transitare i concorrenti, dovranno percorrere 3 giri di questo circuito disegnato al centro di Larciano. Per questa manifestazione abbiamo detto l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Larcianese. Ricordiamo che qui a Larciano viene organizzata ogni anno ormai da molte edizioni il Gran Premio di Larciano, la gara riservata ai professionisti, che è veramente un appuntamento fisso per il ciclismo non solo nazionale ma anche internazionale a livello professionistico. Dobbiamo dire che, tornando alla gara di G1, grande avvio di Francesco Corso della Borgo Nuovo Miglior, ma Umberto Grimaldi lo ha raggiunto ed ora vedete lo ha distanziato nel finale, dovrebbe arrivare tra pochi istanti. Vediamo transitare altri atleti ed è infatti Umberto Grimaldi, maglia rossa dell'Unione Sportiva Fiumaretta Alessandro Petacchi, che taglia per primo il traguardo davanti a Francesco Corso della Borgo Nuovo Miglior. Terzo posto per Stella Alex del gruppo sportivo Quercia, quarto Spinelli Thomas del gruppo sportivo Pozzarello, quinto posto per Enrico Cavallone del team Val di Nievole. Mentre a livello femminile il successo viene conquistato da Beatrice Marzelli, sempre della Fiumaretta Alessandro Petacchi, che avete visto arrivare pochi istanti fa. Seconda Sofia Forasassi della Nuova Sfinge Alma, terza Jasmine El Gamrani del team Val di Nievole. Ed ora siamo passati alla partenza della categoria G2. Avete visto il contagiri che segnalava 6 giri per un totale di 4 km e 800 metri per questo Gran Premio Fiera di Larciano, che si è svolto a Larciano con l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Larcianese del presidente Urbano Borgioli.
tra i tanti sponsor che hanno contribuito alla manifestazione, oltre alla Neri Sottoli, vogliamo ricordare la Edil Vibranti, la Tranceria Luca, Bruno Antonio Costruzioni, Big Time Givers e Venturini Bomboniere, oltre ad altri sponsor che hanno contribuito e hanno fatto in modo che questa bella manifestazione, che si è svolta al centro di Larciano, con una partecipazione veramente numerosa, oltre che di atleti anche di pubblico. Ripeto, categoria G2 maschile e femminile, vediamo, siamo nel corso dei primi giri, 6 giri in totale per chilometri 4 e 800, e a questo punto, visto che ne abbiamo la possibilità, vogliamo ricordare anche i concorrenti al via: Diego Stefanelli, Michael Bessi, Giulio Colonna, Filippo Secci, Luai El Gamrani, Buti Elena Natascia, Alessio Frius, Francesco Mauriello, Tommaso Mameli, Ettore Borgi, Lorenzo Giovannetti, Lamberto Fondi, Giuliano Sebastiani, Matteo Tonelli, Gianluca Presti, Nicolas Opuratori, Nicolas Bianchi, Brian Binelli, Michael Tartarini e Vittoria Giovannetti. Vedete, sono 20 i concorrenti che hanno preso il via a questa gara riservata alla categoria G2. E mentre vediamo ancora passare gli atleti, vogliamo ricordare ancora che sono tante le società che hanno preso il via: la Nuova Sfinge Alma, il Via Nova, il Team Valdinievole, ancora la Stabia Ciclismo, Borgonuovo Miglior, Mille Luci Ciclismo, l'Unione Sportiva Fiumaretta Alessandro Petacchi, l'Unione Sportiva Luni, il Gruppo Sportivo Quercia e il Gruppo Sportivo Claudia. Queste le squadre al via, quindi una partecipazione numerosa e tante presenze, e abbiamo ricordato anche di società provenienti da fuori regione. Siamo a Larciano, siamo nel centro di Larciano, un circuito di 800 metri che i concorrenti dovranno percorrere svariate volte a seconda della categoria di appartenenza. Vediamo il passaggio di 2 atleti della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Polisportiva Mille Luci Ciclismo che è stata quest'anno grande protagonista a livello esordienti, con quell'Edoardo Sali che si è imposto in tante gare. Dobbiamo dire veramente un ragazzo che ha tenuto alto l'onore della società pistoiese a livello nazionale. Ancora un passaggio di atleti in gara, siamo ormai alle fasi finali di questa gara riservata alla categoria G2. Vediamo, ogni volta vedete c'è uno sprint, ed ora siamo all'epilogo con Alessio Frius del Team Valdinievole che vince davanti a Brian Binelli dell'Unione Sportiva Luni, terzo posto per Lorenzo Giovannetti della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, quarto Diego Stefanelli della Nuova Sfinge Alma, quinto posto per Francesco Mauriello dello Stabia Ciclismo. A livello femminile, vittoria di Natascia Elena Buti della Nuova Sfinge Alma davanti a Vittoria Giovannetti della Polisportiva Mille Luci. Questo l'esito finale della categoria G2. Abbiamo assistito a un bellissimo sprint tra Alessio Frius e Brian Binelli. Ed ora siamo alla partenza della categoria G3, maschile, anche in questo caso maschile e femminile. E mentre gli atleti si preparano, vogliamo ricordare
vogliamo ricordarli. Per quanto riguarda il gruppo sportivo Stabia Ciclismo, Lucas Ancillotti, Matteo Baldacci, Filippo Danesi, Lorenzo Saltaformaggio, Andrea Governi. Nuova Sfinge Alma con Mattia Cesari, Jonathan Trovandi, Lorenzo Giordani, Manolo Ricciardi, Gianmarco Coppini. Gruppo sportivo Vianova, Fabio Muroni. Per il team Val di Nievole, Emanuele Sali, Brendo Gepali, Alessandro Molini, Nico Bagnoli, Lorenzo Innocenti, Ludovico Crescioli e Alessio Capocchi. Gruppo sportivo Claudia con Alessandro Cei e Filippo Cei. Per il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, Pietro Casci, Elia Giaccherini. Polisportiva Mille Luci Ciclismo, Thomas degli Innocenti, Lorenzo Boschi, Filippo Gradi. Mentre per la Nuova Sfinge Alma anche Chiara Cencetti. Ricordo anche, come avete potuto vedere dalle immagini, che a dare il via è sempre stato per tutte le gare il signor Pietro Marradini. Ed ora ricordiamo, stiamo assistendo alla gara riservata alla categoria G3 maschile e femminile, un buon lotto di atleti che abbiamo ricordato precedentemente. Ci fa piacere ricordare un po' tutti gli atleti perché siamo a livello giovanile. È vero che conta il vincitore, ma conta soprattutto la partecipazione. In fondo per questi ragazzi è e deve essere ancora un gioco, un modo per divertirsi e per trascorrere una domenica assieme ai propri coetanei. Mentre ancora vediamo un passaggio degli atleti, ricordiamo l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Larcianese del presidente Ubano Borgioli e alcuni dei tanti sponsor che hanno contribuito a questa manifestazione. Vedete neri sottoli, tutti gli striscioni che hanno tappezzato l'arrivo, così come quelli della Edil Vibranti, la Tranceria Luca, Bruno Antonio Costruzioni, Big Time Givers e Venturini Bomboniere. Questi almeno sono alcuni degli sponsor di cui abbiamo visto gli striscioni qui lungo il rettilineo di arrivo. Gara riservata alla categoria G3, sono 8 i giri da percorrere per questi ragazzini che hanno 9 anni di età, quindi stiamo ormai per superare metà gara, non solo a livello categoria G3 ma anche a livello assoluto, perché le gare sono in totale 6. Ed ora vediamo transitare gli atleti. Al comando abbiamo visto un gruppetto di corridori, gli altri seguono con leggero distacco. Siamo all'Arciano per la categoria G3. Vedete anche che i concorrenti devono affrontare alcune curve e controcurve, sicuramente un impegno in più per questi ragazzi, percorso abbastanza tortuoso quello all'interno del centro di Larciano. Vedete come vengono incoraggiati da genitori, parenti e amici questi ragazzini che danno veramente tutto. Ma soprattutto è importante per loro vivere una sana giornata di sport. Ed ora stiamo vedendo il gruppo degli atleti che guidano la corsa. Riconosciamo alcune maglie del team Val di Nievole della Nuova Sfinge della Stabia Ciclismo nelle primissime posizioni. Comunque ancora molto incerta questa gara riservata alla categoria G3 maschile, ed ora dovrebbe essere siamo ormai nella fase finale. Vediamo allunga un ragazzino del team Val di Nievole, gli altri fanno un bel gioco di squadra. Abbiamo visto decisamente una cosa abbastanza inusuale,
per queste categorie. Abbiamo visto che uno dei ragazzi in maglia verde del team Valdinievole allungava, gli altri controllavano gli avversari, infatti vediamo è proprio Emanuele Sali del team Valdinievole che conquista il successo davanti al compagno di colori Ludovico Crescioli, terzo posto per Andrea Governi dello Stabia Ciclismo, quarto Lorenzo Giordani della Nuova Sfinge Alma e quinto Nico Bagnoli ancora del team Valdinievole. Mentre a livello femminile dovremmo vederla tra pochi istanti giungere sul traguardo Chiara Nencetti della Nuova Sfinge Alma. È lei la vincitrice della categoria G3 femminile. A questo punto, ripeto, epilogo di questa gara. Ormai 3 delle 6 categorie giovanissime hanno terminato la loro fatica e proprio in questo momento avete visto giungere l'atleta della Nuova Sfinge Alma, altri concorrenti all'arrivo. Decisamente è stato un circuito piuttosto impegnativo, un circuito tortuoso, piuttosto impegnativo, che ha messo a dura prova i concorrenti. Ed ora, a questo punto, terminata la categoria G3, passiamo alla categoria G4. Anche in questo caso gare maschili e femminili che si svolgono in contemporanea, quindi partenza unica. E ancora una volta vogliamo ricordare i partecipanti: per il gruppo sportivo Stabia Ciclismo, Mateus Ancillotti, Alessio Bartalucci, Flavio Pini; per la Nuova Sfinge Alma, Alessio Squilloni, Andrea Targioni e Alessio Benelli; per il team Valdinievole, Gianluca Baez, Manuele Bigoni, Giacomo Bertelli, Denis Budeionut e Marco Baglione; per il gruppo sportivo Claudia, Gabriele Venuti e Alessio Giani; per il Borgonuovo Miglior, Filippo Gulizzi e Federico Cinieri; per la Polisportiva Mille Luci Ciclismo, Giacomo Sali, Federico Panico, Luca Nappo, Fabio Chiti, Filiberto Fondi, Alessio Biagini, Filippo Pierucci e Andrea Oti; per la Fiumaretta Alessandro Petacchi, Gabriele Pissenati, Vittorio Grimaldi, Lorenzo Antognetti; e infine per la categoria femminile, per il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, Vera Baldi; per la Fiumaretta Alessandro Petacchi, Matilde Storti; per il team Valdinievole Eleonora Veroni; per la società Nuova Sfinge Alma Rachele Betti. Questi tutti i concorrenti della categoria G4 che hanno preso il via in questo Gran Premio Fiera di Larciano riservata alla categoria giovanissimi. Nel caso della categoria G4 saranno 12 i giri da percorrere per un totale di 9 km e 600 metri. Andiamo a passare gli atleti. Siamo nelle fasi centrali di gara riservata alla categoria G4. Come sempre avviene per quanto riguarda le categorie giovanili, man mano che aumenta l'età il gruppo è sempre più compatto, la gara è sempre più controllata e, come abbiamo visto simpaticamente nella gara riservata alla categoria G3, abbiamo visto anche un bel gioco di squadra che il team Valdinievole ha fatto nella fase finale della corsa. Vediamo ancora un passaggio per quanto riguarda la gara. Abbiamo riconosciuto in fondo al gruppo Eleonora Veroni del team Valdinievole. Ancora un passaggio degli atleti. Ripeto, siamo all'Arciano per il Gran Premio Fiera di Larciano riservata alla categoria giovanissimi, che si è svolta domenica scorsa 9 settembre. Ed ora stiamo per assistere all'epilogo della gara. Vediamo sprint con un atleta del team Valdinievole che guida nettamente e vince. Si tratta di
Denis Ionut Budei davanti ad Alessio Bartalucci della Stabia Ciclismo, terzo posto per Andrea Targioni della Nuova Sfinge Alma, quarto Marco Baglione del Team Val di Nievole, quinto Filippo Gulizzi della Borgo Nuovo Miglior. A livello femminile successo di Rachele Betti della Nuova Sfinge Alma davanti a Eleonora Veroni del Team Val di Nievole. Ed ora con le nostre immagini di Giovanni Storai, il nostro cameraman, siamo passati alla categoria G5, ancora una volta maschile e femminile. Saranno 28 i concorrenti al via. Alessandro Venturini dello Stabia Ciclismo, Samuele Petri della Nuova Sfinge Alma, ancora per la Nuova Sfinge Alma Gerardo Giuseppe Natiello, Federico Altopiano, Matteo Franciolini, Michele Renzo Jordan Buti, Gianmarco Fabbri, Alessandro Maggi e Alessandro Cavallaro. Per il gruppo sportivo Via Nuova José Fernando Cruz Dezza, Alessio Riccardi e Jonathan Baesso. Per il Team Val di Nievole Ardit Cola, Marco Cecchi, Giosuè Crescioli, Matteo Innocenti, Emanuele Marciano. Per il gruppo sportivo Claudia Federico Martignoli, per il gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior Dario Cappellini e Lorenzo Don Diego. Per la Nuova Sfinge Alma a livello partecipazione femminile Beatrice Colonna, così poi Leonardo Mencaroni del Borgo Nuovo Miglior, Matteo Ciccarelli della Pozzarello, così come alla Pozzarello appartengono Fabio Malucchi e Giacomo Mellone, Andrea Seghetti della Carube Progetto Giovani, Matteo Regnanti del gruppo sportivo Olimpia Vardalnese ed Elena Conte della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Ricordiamo ancora una volta che a dare il via è stato Pietro Marradini per questo Gran Premio Fiera di Larciano riservato alla categoria giovanissima. Dicevamo categoria G5, una partecipazione abbastanza numerosa, vedete un bel gruppo di atleti, ripetiamo partecipazione sia a livello maschile che femminile, mentre vediamo Giuliano Baronti della Neri Sottoli in dolcissima compagnia assistere alla manifestazione. Vediamo ancora un passaggio degli atleti, ripeto, categoria G5. Ancora una volta il gioco di squadra del Team Val di Nievole sembra aver avuto successo perché si è sganciato un atleta in maglia verde e i suoi compagni di squadra stanno facendo un grande controllo. Ed ora siamo all'arrivo con il successo di Marco Cecchi, secondo posto per Giosuè Crescioli ancora del Team Val di Nievole, terzo Alessandro Venturini dello Stabia Ciclismo, quarto Federico Altopiano della Nuova Sfinge Alma, quinto Andrea Seghetti della Carube Progetto Giovani. Per la categoria G5 femminile vittoria di Beatrice Colonna della Nuova Sfinge Alma, secondo posto per Elena Conte della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Mentre con le immagini siamo già passati alla categoria G6. Gli atleti di questa categoria dovranno percorrere 22 giri per un totale di 17 km e 600 metri. Ancora pochi attimi al via e a questo proposito, come abbiamo sempre fatto, ricordiamo tutti i partecipanti a questa gara. Ricordiamo che siamo ancora a livello giovanile, importantissima è la gara, è il successo, ma soprattutto vogliamo ricordare che questo deve essere ancora ritenuto un gioco per i ragazzi. Allora, tornando alla partecipazione, gruppo sportivo Stabia Ciclismo con Lorenzo Bartalucci e Lorenzo Dani, Nuova Sfinge Alma con Leonardo Brunetti, Simone Sforzi, Tayedin Butaba,
e Lorenzo Guidi, gruppo sportivo Via Nuova con Omar Bartoli e Federico Secci, Team Valdinievole con Enkheled Kolan, Antonino Guarnaccia, Daniele Innocenti, gruppo sportivo Claudia con Matteo Niccoli, gruppo sportivo Borgonuovo Miglior con Lorenzo Borgi, Simone Mauro, Gabriele Cavallo, gruppo sportivo Pozzarello con Nicolas Spinelli, Ciro Palermo, Luigi Mellone, Polisportiva Mileluci Ciclismo con Denis Gocai, Luciano Gocai, Mattia Timpanaro, Alessandro Alduini, Edoardo Ducceschi. Poi la partecipazione per la categoria femminile di Sara Raffaelli del gruppo sportivo Claudia, e per la nuova Sfinge Alma Alessia Cappellini, Chiara Gori, Irene Megli e Alexandra Felianacu. Ed ora vediamo, la gara è in pieno svolgimento e ancora una volta vogliamo ricordare che per la riuscita di questo Gran Premio Fiera di Larciano, l'Unione Ciclistica Larcianese del presidente Urbano Borgioli ha potuto contare sull'apporto della Neri Sottoli, della Edil Vibranti, Tranceria Luca, Bruno Antonio Costruzioni, Givers Big Time e Venturini Bomboniere. Ed ora abbiamo visto il successo di Leonardo Brunetti della nuova Sfinge Alma, secondo posto ancora per un atleta in maglia giallo-rossa della nuova Sfinge Alma, Simone Sforzi, terzo Alessandro Alduini della Polisportiva Mileluci Ciclismo, quarto Simone Mauro del gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, quinto posto per Nicolas Spinelli del gruppo sportivo Pozzarello. Per la categoria femminile Alexandra Velaniacu della nuova Sfinge Alma vince davanti a Alessia Cappellini, sempre della nuova Sfinge Alma, terzo posto per Sara Raffaelli del gruppo sportivo Claudia. E a questo punto sentiamo le interviste del dopocorsa. Allora, siamo a fine gara, a fine manifestazione, una manifestazione spettacolare inserita nella Larciano in fiera, e abbiamo qui l'onore del sindaco. Io le dico subito, non so se lei c'era, sicuramente è impossibile che io le veda tutti, ma mi sono emozionato e per questo la ringrazio. Lei, il signor Pappalardo, cosa vuol dire emozionarsi a Larciano? Emozionarsi a Larciano significa vivere un territorio che dà qualcosa alle persone di valido. Abbiamo lavorato con i ragazzi del ciclismo per mettere in condizione i bambini di poter avvicinarsi a questo sport con delle gare organizzate benissimo. Quest'anno è caduta nell'ambito di Estrobilia, che è l'iniziativa del Comune di Larciano rivolta ai giovani, talentuosi, per la promozione della creatività e del genio. E diciamo, vedere tutti questi bambini correre è davvero un'emozione grande, riempie il cuore. Significa che avvicinarsi all'Alciano significa avvicinarsi alle cose buone. Io mi sono fatto scappare una frase, ma che l'avevo, ormai è il terzo anno che vengo, l'avevo maturata nel tempo. L'Alciano, la culla del ciclismo. L'Alciano è la culla del ciclismo, grazie a questi ragazzi che il ciclismo lo portano nel cuore. Grazie a Bruno, grazie alla Larcianese, grazie ai tanti volontari che fanno in modo di organizzare questa manifestazione, il Gran Premio Industria e Artigianato, perché ci credono, perché hanno dentro un qualcosa e lo vogliono trasmettere agli altri. Senza di loro non riusciremo a fare queste bellissime manifestazioni, soprattutto a lasciare il testimone ai giovani di questo sport bellissimo che è fondato sul lavoro di squadra e sul sacrificio. Cosa l'ha portata a investire in questo sport e in questi ragazzi? Io per ragazzi intendo chi organizza. Ma io ho fatto lo sponsor anche ai professionisti quando c'erano Primavera, tramite qui il signor Borgioli, che è lui quello che mi ci ha tirato dentro, perché mi piace poi il ciclismo, sono anche nella Fanini di Lucca e niente, anzi sono rimasto molto oggi soddisfatto perché ho visto molta gente che hanno, per via del temporale che ci fu, c'era pochissima gente, poi ci toccò andare via anche prima. Invece oggi mi sono divertito perché ho visto tanti ragazzi che anno non c'erano, perché anno erano pochi, quest'anno 140, 150. Basta. Ringrazio tutta l'organizzazione, ringrazio il signor Borgioli e tutto il resto. Arriviamo alla parte più tecnica della cosa, Urbano, il nostro amico Urbano che insieme a tutti gli altri fanno questa cosa straordinaria nel tempo, è vero, ricordava lo sponsor Bianucci, non finisce qui, la cosa più importante insieme a tutte le altre poi la perla è il Gran Premio Industria Artigianato.
tanta forza, cosa vuol dire andare avanti per tanto tempo? Sì, perché noi siamo un gruppo della Cianese che abbiamo tanta passione al ciclismo e quindi ci mettiamo anima e cuore per organizzare tutte queste corse, che noi oltre a questa organizziamo il Gran Premio Industria Artigianato che facciamo a fine aprile, primo maggio, e poi la corsa a Lamporecchio per la fiera di Under 23. E purtroppo noi extra lavoro, la sera dopo cena si lavora sempre per organizzare queste corse e oggi abbiamo finito con la stagione, però sicuramente fra un mese e mezzo si ricomincia per fare il 2013. Ti voglio abbracciare dicendo una cosa: io sono stato avvicinato a questa organizzazione straordinaria da un amico in comune, Mauro Mancini, che mi ha detto se vieni là il clima che ami te lo vai, e l'ho trovato. Io vi ringrazio, per me è stato un onore, ho chiesto scusa più di una volta se ho fatto qualche errore, ma il cuore mi si è aperto e mi sono emozionato. Grazie al gruppo di Larciano, grazie a te che sei un po' l'arcano di tutto. Va bene, io ti ringrazio anch'io di essere venuto e ringrazio tutti i miei collaboratori, tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano e anche l'amministrazione pubblica qui del comune di Larciano, che noi facciamo tanto ma anche loro ci avallano e ci aiutano tanto. Grazie a tutti, arrivederci a un altro anno. Viva il ciclismo!